Un interessante convegno oggi sull'Isola dei Tesori, come lei ha organizzato come Dipartimento e che ha visto qualificati personaggi, interpreti al mondo dell'archeologia intervenire. Sì, è la prima volta che viene realizzata una serie, di interventi in un unico convegno che raccontano quello che sta succedendo in Sicilia nel campo della ricerca archeologica. Ci sono decine e decine di interventi in questo momento in corso che coinvolgono università straniere da tutte le parti del mondo, quindi c'è un'attenzione particolare rispetto al settore archeologico. L'obiettivo è quello di coordinare e mettere a sistema tutte queste iniziative, stabilire delle metodiche condivise di intervento che abbiano come finalità non solo la ricerca pura, ma la possibilità che questa ricerca sia fruita e condivisa dalle varie comunità a partire dalle scuole. Quindi si sta lavorando anche per costruire dei pacchetti di visita che abbiano come target sicuramente il turismo scolastico, ma in una dimensione immersiva, cioè quindi con la possibilità di partecipare direttamente allo scavo e quindi acquisire una consapevolezza anche della difficoltà del lavoro, ma anche della felicità nel momento in cui si riesce a individuare e tirare fuori un reperto più o meno importante, ma che comunque contribuirà ad arricchire la conoscenza e la storia di quel luogo. Oggi a questa iniziativa qui si presenta l'Isola dei Tesori al Teatro di Agrigento presso il museo. Ecco, quanto è importante questa iniziativa anche per lo sviluppo del turismo? Ma la ricerca scientifica è estremamente importante, perché partendo dalla ricerca e naturalmente con l'attenzione anche della tutela non è altro che un primo approccio per un contenuto molto importante che è quello della valorizzazione, e quindi non c'è valorizzazione poi se non possiamo intravedere una promozione dei territori e delle destinazioni, proprio perché c'è un lavoro a monte, un lavoro che occorre preservare i siti archeologici. Bisogna preservare naturalmente il territorio dal punto di vista anche paesaggistico e mettere in campo tutte quelle forme che poi mettono in condizione un'attività e un percorso di valorizzazione che possa portare in una ottica di importanza internazionale una proposta, un pacchetto, un prodotto turistico-culturale che veda le destinazioni protagoniste. Si potrebbe fare di più comunque? Ma questo sembra quasi il titolo di una canzone, perché in ogni caso il Mezzogiorno d'Italia, come dire, ha un potenziale enorme, c'è soltanto la consapevolezza di crederci, e crederci significa camminare insieme, condividere, fare sistema, e credo che la Sicilia veramente ha questa grande bellezza che mette in campo. E c'è anche da dire la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura, con anche Vittoria che la vedrà 2025 protagonista, mette in condizione la Sicilia, che è la prima regione che ha avuto già una Capitale Italiana della Cultura con Palermo, quindi una vitalità incredibile, e penso che gli amministratori locali abbiano questo dovere importante di cercare di fare in modo che il patrimonio culturale possa essere, diciamo, determinante per l'occupazione. Come è vista questa nomina di Agrigento Capitale della Cultura nel mondo dell'archeologia, insomma, a cui voi siete protagonisti? Ma in ogni caso è logico che Capitale Italiana della Cultura mette in primo piano il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, anche se la candidatura ha riguardato un tema molto importante e attuale, che è quella della cooperazione e del dialogo. E quindi però il patrimonio culturale rappresenta un valore identitario, e proprio perché noi dobbiamo recuperare questo orgoglio delle nostre identità, questo significa un primo approccio per cercare di sviluppare al meglio il dialogo. E oggi, per il mondo che viviamo, per quello che accade,
estremamente importante. Quindi il messaggio che parte da Agrigento e che sarà naturalmente sviluppato in tutto il 2025 è proprio quello, che il patrimonio culturale deve essere un legame, deve essere quel link importante che fa sì che i popoli possano ritrovarsi nel rispetto delle proprie identità. Sindaco, Isola dei Tesori, oggi un confronto fra protagonisti del settore del mondo dell'archeologia. Che oggi è un giorno importante per Agrigento, il convegno sul turismo archeologico. Questo è uno dei tasselli fondamentali che noi andiamo a unire a quel grande puzzle che è l'obiettivo finale di Agrigento, capitale della cultura 2025. Agrigento è sempre stata città della cultura, a maggior ragione adesso si trova al centro dell'attenzione e noi siamo visti dall'esterno una grande città culturale e dal punto di vista turistico abbiamo ancora tanto da fare e quindi pensiamo anche che questi eventi e con altri interessi mirati anche alle infrastrutture, all'economia del nostro territorio, anche della regione, si possa ancora crescere. Speriamo che tutto vada per il meglio. Agrigento è pronta ad accogliere i turisti del 2025 e oggi proprio è a dimostrazione di questo.